ma il nome è la sua identità di appartenenza. Per cui tu riempi e devi dargli questa potenza, perché così lo riconosci, così è come, cioè, Siamo entrati in punta di piedi in uno dei momenti più delicati della vita di una donna, di Giorgia, che è un nome di fantasia, ma che è appena per davvero entrata in travaglio. Con un travaglio chiamiamolo alternativo, anche se all'alternativo non c'è niente, perché questa ad esempio è una modalità dove gli indiani d'America hanno sempre partorito attaccandosi all'albero e spingendo e cercando di gestire il dolore, perché tutto quello che è alternativo non è altro che una gestione fisiologica del dolore. Parola di ostetrica dell'ULSS 6 Euganea. È un lavoro, quello dell'ostetrica, che è la prima che tocca un essere umano che passa lo Stargate, mi piace dire, no? Questa porta dimensionale dove dapprima eri dentro e poi sei fuori, ed è un'iniziazione potente perché il bambino nasce e la mamma partorisce. E l'ostetrica, oltre ad essere una porta dimensionale, è una parte del cosiddetto percorso nascita dell'azienda padovana, che in parole semplici è il percorso che fa una donna dal concepimento al parto, assistita sempre gratuitamente da ginecologi, genetisti, psicologi, ostetriche e infermieri. Abbiamo colto l'occasione della fusione delle tre ex USL con un bacino di utenza da 1 milione di abitanti e 7.700 parti per una vera e propria rivoluzione. Se una donna scopre di essere incinta oggi, che cosa deve fare? Contattando lo 049 821 6029 e la paziente, l'utente contatta noi e noi ci prendiamo carico, diciamo, non serve l'impegnativa e seguiamo tutto il percorso, quindi possiamo prenotare dall'amniovilocentesi se richiesta dallo specialista, una consulenza genetica in modo che possa essere proprio presa in carico. E il dottor Iorizzo, che è coordinatore di questo percorso al Ministero della Salute da 6 governi, ne conosce gli aspetti più di ogni altro e la sfida è ulteriore, quella di assistere le mamme sempre, ma ovunque, sempre allo stesso modo. Abbiamo riunito per diversi mesi tutti i professionisti, tutti gli stakeholder del percorso nascita, le ostetriche, le infermiere, i ginecologi, le caposale, i reparti ospedalieri, per far sì che tutte le pazienti abbiano lo stesso tipo di servizio. Per omogenizzare il servizio abbiamo dovuto introdurre un nuovo concetto, l'identificazione del rischio, e quindi quando la paziente accede al nostro servizio viene sottoposta a una checklist, nello stesso modo con cui fanno i team degli aeroplani, che loro controllano la checklist, perché la checklist non è più un individualismo, perché l'anamnesi alle volte, quando la paziente ti è di fronte, ti vengono in mente alcune domande ma non tutte le domande, per evitare che uno scivoli nella mancata indagine anamnestica. Le checklist ti aiutano tutti i professionisti a identificare esattamente i fattori di rischio. Ed entra così in gioco il BRO, ovvero il basso rischio ostetrico. Si tratta di un progetto della Regione Veneto che è stato intrapreso da circa un anno anche dalla nostra azienda ULSS 6 Euganea, che è stato anche implementato a livello ospedaliero e che si occupa come obiettivo il monitoraggio della gravidanza cosiddetta fisiologica, quindi a basso rischio, da parte dell'ostetrica. Se la gravidanza sarà considerata a basso rischio, allora potrà essere seguita dall'ostetrica che ad ogni incontro farà una rivalutazione con apposite checklist del rischio. Qualora dovessero esserci dubbi, domande oppure una complicanza o un qualcosa, allora l'ostetrica potrà fare sempre riferimento al suo ginecologo. Si è parlato tanto negli ultimi anni del fatto che l'età media delle gravidanze è aumentata, questo influisce sulla classificazione di basso o alto rischio ostetrico? Allora, l'età è uno dei fattori, uno dei criteri che rientrano nelle checklist. Non può essere considerata una gravidanza a basso rischio quella gravidanza di una donna, di una mamma che sia più giovane di 16 anni o più grande di 40. Si potrebbe pensare dunque che molte gravidanze siano considerate ad alto rischio visto che l'età si alza, ma non è così, perché quello che si diceva negli anni '80 non è più valido oggi, quando l'età media delle future mamme è di 33 anni e mezzo.
abbiamo visto che in realtà la fertilità dai 35 ai 43, che sembrava impossibile perché Chuckle e Walter si parla di 84-85, questa fertilità non solo è possibile, ma questi alti fattori di rischio non sono poi così alti, ma si possono ridurre a una gravidanza fisiologica a basso rischio indipendentemente dall'età. Rimane il problema delle patologie genetiche. E un'altra buona notizia arriva da qui. Lei sa già se è maschio o femmina? No, non ancora. No. E cosa vuole, maschio o femmina? È lo stesso. Ripennello, quello non è mai vero perché abbiamo tutti una piccola preferenza. È un maschietto. Oggi siamo qui nel nostro servizio di diagnosi prenatale del comprensorio Colli. Stiamo per eseguire un'amniocentesi sulla signora Elisa. Noi le amniocentesi le facciamo per fattori di rischio. Il fattore di rischio più frequente è quello dell'età materna, perché all'aumentare dell'età materna aumenta l'incidenza di patologie genetiche. Queste sono procedure invasive che avrebbero un microscopico rischio di aborto. Questo rischio di aborto veniva descritto dalla Tabor, che era una danese, 1 a 100, ma in realtà si attesta 1 a 600, 1 a 700, diventa sempre più basso questo rischio di aborto, un po' per gli aghi, perché più è sottile l'ago minore è il rischio di aborto, però più è sottile l'ago più è difficile da manovrare, perché questi aghi qui sono talmente sottili che quando si muovono neanche si vedono e la punta è davvero microscopica. Solo che quando si entra dentro diventa più complesso da vedere, però preferiamo usare questi aghi sottilissimi proprio per ridurre i rischi. Sì. E prima di arrivare qui, sempre ad accesso diretto senza impegnativa, ci sono i genetisti a disposizione delle future mamme. L'azienda ULSS 6 Euganea garantisce alle coppie la possibilità di eseguire una consulenza genetica come è previsto dai nuovi livelli essenziali di assistenza del gennaio 2017. La consulenza genetica viene offerta sia in fase preconcezionale per la valutazione di un rischio genetico specifico della coppia e ovviamente durante la gravidanza. Per accedere a questo servizio, questi colloqui informativi, cosa si deve fare? Sono dei colloqui gratuiti che l'accesso è un accesso diretto, non è necessaria l'impegnativa del medico e si può prendere appuntamento direttamente contattando la segreteria del nostro servizio di diagnosi prenatale e viene prenotata il colloquio. E mentre tutti si prendono cura del corpo, della mamma e del suo bambino, c'è anche chi si occupa della mente, troppo spesso trascurata dalle dirette interessate soprattutto. Fondamentalmente gli aspetti sono due. Uno è una pressione molto forte che la gravidanza e la nascita dei bambini deve essere sempre un momento meraviglioso, e non è soltanto questo, ha anche degli aspetti di difficoltà. La seconda è un atteggiamento un po' di negazione legato anche al timore di essere genitori inadeguati, insufficienti, perché tutte le altre mamme sono felici ma solo io ho dei problemi. Poi quando ci si incontra, ad esempio negli incontri dopo la nascita dei bambini, dei percorsi di accompagnamento alla nascita, quando le donne 10, 12, 15, a seconda di come capita, si incontrano e cominciano a raccontarsi com'è andata, si vede che in realtà i momenti di difficoltà, i momenti in cui uno pensa di non farcela sono molto diffusi. E il servizio di consultorio copre tutte le fasi, da addirittura prima del concepimento a dopo le dimissioni dall'ospedale. Ci sono degli aspetti legati alla decisione di avere o meno un bambino, per cui non tutte le coppie arrivano a maturare contemporaneamente la decisione di avere un bambino, per cui alle volte questa scelta può essere un elemento intanto di iniziale riflessione, quindi alcuni accessi sono legati a questo. L'avvicinarsi del parto è un altro momento un po' delicato, perché il timore legato al momento del parto può di nuovo essere un motivo d'accesso. C'è una quota abbastanza ristretta di persone che hanno una paura molto specifica, molto intensa per il parto, per cui alle volte è utile collaborare per cercare di passare anche questo, perché altrimenti cominciano a richiedere in modo molto insistente un parto cesareo, quando magari in realtà non c'è indicazione, non sarebbe la cosa migliore, ma se non viene gestita con un po' di attenzione potrebbe diventare anche questo un po' un problema. Il consiglio in tutte le fasi, se si pensa che qualcosa non vada bene, è di chiamare. La buona notizia sono due: i servizi ci sono, e la seconda è che gli interventi, specialmente nelle forme più diffuse che sono gli aspetti d'umore ed ansia, funzionano bene. E il vantaggio è tutto quello il vantaggio sta nel poter intervenire precocemente, perché più precoce l'intervento, più rapido è il percorso di aiuto.
Un sostegno psicologico che opera anche quando i bimbi non arrivano. Secondo i dati, molto spesso, nel 15% delle coppie, ci sarebbero infatti problemi di fertilità per tanti motivi diversi, e una risposta in questo caso la si potrebbe trovare nel centro di procreazione medicalmente assistita di Cittadella. E questo centro in modo gratuito cerca tutte le patologie associate, patologie della coagulazione, la celiachia, difetti endocrini, e se ne trova la causa cura la causa, altrimenti offre alla coppia le tecniche di primo e di secondo livello. Se invece il figlio arriva, si ritorna al punto di partenza. Che esigenze hanno le persone quando arrivano? Di essere tranquillizzate, di essere rassicurate e trovare un ambiente proprio che le prenda in carico al 100%. Ecco. E questo riusciamo abbastanza a farlo perché proprio c'è personale dedicato che conosce un po' tutto il percorso e quindi può dare anche le risposte idonee, insomma.